Giorno 129 e fa freddissimo! Oggi un risveglio inaspettatamente freddo, che viene però subito compensato da una calorosa colazione. È la prima volta che qualcuno mi offre un caffè da quando sono in Spagna. E questo mi entusiasma particolarmente, tanto che riesco a proseguire in una uggiosa giornata senza troppe difficoltà. Raggiungo la cittadina di Villalba, con un nome tra l'altro che mi ricorda il Friuli Venezia Giulia da dove vengo, e proseguo in una giornata totalmente solitaria, con incontri sporadici e rapidi, in mezzo ai boschi della Galizia. Mancano un centinaio di chilometri a Santiago de Compostela e me la prendo con molta calma. Riesco ad appendere una nuova ghianda su Marcello, sperando che stavolta regga fino in fondo, e decido di continuare finché il buio non mi obbliga a fermarmi. Alla fine della giornata ho percorso 32 chilometri.